Ciao, la video ricetta di oggi sono i totani e piselli. È un secondo piatto che però può anche essere usato come condimento per la pasta. Vediamo meglio gli ingredienti che ci servono per farli. 30 g di olio extravergine d'oliva, 500 g di totani, piselli a piacere e siccome a me piace abbondare 500 g, 250 g di passata di pomodoro, uno scalogno, 100 g di vino bianco, un misurino praticamente, un peperoncino e un cucchiaio di dado bimbi. Se non sapete come fare il dado vegetale bimbi, vi leggo il link qua sotto per andarlo a vedere. Cominciamo. Inseriamo il nostro scalogno all'interno del boccale, richiudiamo e impostiamo 5 secondi, velocità 7. Riuniamo sul fondo con la spatola. Inseriamo 30 g di olio e 500 g di totani. Richiudiamo il boccale e impostiamo 8 minuti, temperatura varoma, tasto antiorario, velocità mestolo. Adesso inseriamo tutti gli altri ingredienti, vale a dire il peperoncino, i 250 g di passata, i 500 g di piselli, il cucchiaio di dado e i 100 g di vino bianco. Richiudiamo e impostiamo 15 minuti, sempre temperatura varoma, lasciate il tasto inversione inserito e di nuovo velocità mestolo. E i nostri totani e piselli sono pronti. Io vi ringrazio di aver guardato questa video ricetta e vi attendo alla prossima. Ciao!